Grazie per l'invito e per una riunione che è iniziata con le modalità paludate con cui si descrive la realtà e non la si aggredisce, e poi ha fatto emergere la verità delle cose. Qualche volta a chi appartiene al mondo politico, anche se pro tempore, perché io mi sento pro tempore in questo ruolo, vengono risparmiati questi aspetti autentici e invece bisognerebbe fare riunioni di questo tipo più spesso. Io confesso di avere una posizione, credo, assolutamente minoritaria rispetto a quello che è emerso oggi, però non rinuncio a illustrarla. Io non sono per niente convinto che siamo in una fase in cui la protesta può indurre a una capacità dello Stato di riformarsi. Credo che non siamo consapevoli fino in fondo che siamo a una fase di implosione dello Stato e quindi siamo in una fase più grave di quella che si presuppone quando si attiva la dialettica io protesto dal basso perché dall'alto si faccia ciò che si richiede. Non siamo in questa fase. Non siamo in questa fase. Siamo in una fase in cui l'alto è imploso, cioè è tenuto insieme da tante fragilità che si sostengono, ma è, credetemi, imploso. Il provvedimento, vi do solo un elemento. Il provvedimento assunto dal governo Monti col decreto legge numero 1 del 2012 è devastante nella dichiarazione di debolezza dello Stato italiano. È stata ripristinata la tesoreria unica, cioè entro il 16 di aprile tutti gli enti locali, tutti i comuni, tutte le regioni, tutte le province, entro ieri il 50% dei loro fondi sono stati trasferiti dalle tesorerie che attualmente hanno, che possono essere BPER, può essere Intesa, Unicredit, sono stati già trasferiti alla Banca d'Italia ed entro il 16 di aprile devono trasferire il restante. Lo Stato raschia in questo modo, si calcola 8,6 miliardi di euro, con il quale tenta di diminuire l'asta dei certificati pubblici per finanziare il debito. Questo cosa comporterà per la Sardegna? Comporterà il blocco della spesa, perché voi lo dovete unire col decreto Tremonti dell'anno scorso che dice ai comuni: mi devi avvertire il mese prima di ciò che farai il mese dopo. Mi devi dire oggi quale sarà il tuo livello di spesa domani. Questo significa che la finanziaria regionale che noi approviamo martedì è largamente inefficace. Perché? Perché anche se si mettono le poste, il denaro, la cassa della regione è stata trasferita dentro la Banca d'Italia e dentro la Banca d'Italia vengono anche i flussi dallo Stato alla regione. Non è una fase in cui noi protestiamo e otteniamo una riforma, non è questa la fase. E questo spiega una cosa a proposito di risposta della politica. Io sono un membro del Partito Sardo d'Azione, ne faccio parte orgogliosamente. Noi abbiamo ottenuto il finanziamento della continuità territoriale delle merci, abbiamo ottenuto un risultato, un altro non ci siamo riusciti. E perché? Perché lo Stato sta implodendo. Qual era l'altro che volevamo ottenere? Noi volevamo ottenere che in tutti i bandi venisse riconosciuto ai fornitori ciò che viene riconosciuto ai subappaltatori, cioè la possibilità di essere liquidati direttamente dalla stazione appaltante e non dall'appaltatore. Perché stiamo registrando che la gran parte degli appalti sono vinti da imprese non sarde che poi lasciano la stecca finale, costantemente. Allora volevamo inserire la possibilità di pagare direttamente i fornitori.
lo Stato italiano lo impedisce, cioè impugna la legge, perché dice che interveniamo nei rapporti tra privati, cioè interveniamo su una sfera di competenza non della regione. Lo dico perché alcune risposte sono nella nostra responsabilità, altre ci spostano su un livello più alto. Allora anticipo la conclusione e poi vorrei svolgere un ragionamento. Tutto ciò che noi stiamo facendo, che sta accadendo in Sardegna, movimenti spontanei, in questo momento non riesce ad avere una sintesi politica. Ed è per questo che non sono efficaci. E sono molto rischiosi. Cioè le persone coraggiose che vanno in piazza anche adirate, magari fanno anche qualche gesto significativo, sono tutte esposte a quell'attività repressiva dello Stato, no? Che non viene calcolata nel momento in cui si esprime la rabbia, ma arriva dopo, arriva sempre dopo. Oggi il problema che la Sardegna deve porre con certezza è che il suo sviluppo è in competizione con l'interesse italiano. Noi non abbiamo gli interessi dell'Italia. Questo è il problema da mettere al centro. Il centro del problema è che noi abbiamo un interesse contrastante con quello dell'Italia. Primo elemento. Se arriviamo a dire questo si pone un problema di sovranità. Si pone un problema di sovranità in una Sardegna, bisogna dirlo, noi siamo 100 oggi, ma la Sardegna è fatta di 1,5 milioni di abitanti, che in larga maggioranza ha accolto Napolitano in una visita che aveva tratti mondani in un momento di grande crisi. Aveva tratti mondani, cioè come si accoglie una figura, no? E ha sbagliato, io sono un professore universitario, hanno sbagliato i due atenei nell'atteggiamento mondano verso il Presidente della Repubblica. Però noi dobbiamo sapere che non sappiamo com'è la maggioranza dei sardi rispetto a questi temi. Perché io ho la sensazione che abbia la maggioranza napolitana rispetto a me. Io ho questo dubbio. E perché ce l'ha Napolitano? È dentro nel merito. Primo, perché il fisco in Italia, il fisco è un argomento legato alla sovranità. Il fisco insieme alla libertà individuale sta alla base della nascita degli Stati. In Italia l'argomento non è più politico. E c'è un motivo, perché la rete, la diffusione delle tecnologie ha aumentato la democrazia diretta. Tutti gli stati proteggono le politiche finanziarie dalla democrazia diretta, perché se facciamo un referendum online o come volete più alte o più basse le tasse, il risultato lo scriviamo prima, 98% più basse. Allora il nostro ordinamento, tutti gli ordinamenti europei proteggono le politiche finanziarie dalla democrazia diretta, ma l'aumento della democrazia diretta sta portando nuovamente questo argomento ad essere argomento politico, cioè su cui facciamo le elezioni, su cui decidiamo. Noi vogliamo ragionare su questo. Allora come è stata difesa la politica? Col tecnicismo. Noi oggi abbiamo passato la prima ora a ripassare le tabelline necessarie per capire di fisco. Ma è paradossale che ai cittadini serva un cursus honorum per capire di tasse. Quella è una cortina fumogena che crea poi un altro livello, e cioè che sulle tasse non decidono le elezioni, decide la Bocconi e decide Bruxelles. E come vedete nuovamente sul fisco si è allargata nuovamente la distanza tra popolo e decisioni. Il primo punto è che non c'è in Sardegna una uguaglianza tra fisco uguale politica. Noi neghiamo anche negli interventi di oggi fisco uguale Equitalia, fisco uguale ingiustizia, fisco uguale giustizia, fisco uguale giurisprudenza, ma non fisco uguale politica, che è la madre. Per cui il tema non entra nelle elezioni. Non entra.
non è discriminante nelle elezioni, non lo è mai stato. Allora, primo punto, se noi vogliamo che le proteste divengano proposte, o diventano progetto politico, oppure diventano un ribellismo che farà una grande vittima dei poveracci che ci crederanno fino alla fine e pagheranno. E in Sardegna io ho in testa i nomi di tanta gente che ci ha creduto fino in fondo. Se invece la coordiniamo, allora è diverso. Allora è diverso. E state attenti, Corriere della Sera e Sole 24 Ore, che hanno fatto ragionare tutti gli italiani sui privilegi della casta, ma non sui titoli derivati venduti dalle banche, sui risparmi delle persone, oggi hanno una paura fottuta che si capisca che il tema centrale prossimo è questo, è fisco, politica, libertà. In Sardegna dobbiamo aggiungere fisco, politica, non è scontato che noi stiamo in Italia. Il tema fisco diventa tema vero se ci aggiungiamo una parolina che noi, senza l'Italia, probabilmente stiamo meglio. No, probabilmente. Però un momento, il problema è non fare questi ragionamenti in maniera tale che il ceto medio si impaurisca, perché noi siamo pieni di impiegati che hanno paura, hanno una paura drammatica di questi ragionamenti. E noi non dobbiamo trovarci in minoranza se facciamo questi ragionamenti, allora dobbiamo spiegarci con gli impiegati, dobbiamo spiegarci con i pensionati. Allora, cosa si dice? Non è vero che la Sardegna si reggerebbe, questa è la proposta che facciamo noi, ovviamente inascoltati, perché noi queste proposte le facciamo da 3 anni, però a me la più grande, io ho avuto 2 dolori in questa legislatura, uno privato che mi ha indebolito, uno pubblico, politico, cioè che nonostante tutto il lavoro che alcune persone hanno fatto per costruire proposte serie, ecco, poi si dice i politici, e io vengo quasi iscritto d'ufficio al bunga bunga, quando mi fa schifo. Quando mi fa schifo. Cosa vuol dire i politici? C'è il politico e il politico, ma non si vede. Ma non si vede. Allora, torniamo un attimo, cosa stiamo dicendo da tempo noi? Noi diciamo che la Sardegna, con una pressione totale fiscale del 30-34%, quindi con punti notevolmente inferiori rispetto totale, sto dicendo, riuscirebbe a finanziare i servizi che attualmente eroga sulle imposte devolute. Hanno fatto i conti ed è così, anzi avremo un avanzo. Allora ci hanno sfidato a un altro ragionamento. Lo sto dicendo questo perché il ceto medio o si convince di ragionamenti come questi o non ci segue. Allora dicono, voi dovete dimostrare che la Sardegna, col gettito prodotto dal suo PIL, è in grado di reggere tutti i trasferimenti che lo Stato proposta in Sardegna. Io ho fatto i conti, adesso devo cercare il modo di pubblicarli, io li ho fatti i conti, li ho fatti su una base, lo dichiaro perché così si può anche verificarla, sono i conti pubblici territoriali, no? Anche qui i conti vanno fatti bene, perché cosa abbiamo avuto? Io per esempio, se dovessimo chiedere quanto è lo sbilancio tra la contribuzione e l'erogazione nel settore della previdenza, che è quello che interessa molta gente in Sardegna, nel quadriennio 2007-2010, quanto è, secondo voi, la differenza tra versato ed erogato? Io ho fatto i conti, è una differenza in passivo di 2 miliardi circa. Ma il sistema italiano non era contributivo allora, cioè da questo momento in poi il differenziale si accorcia e non è specifico della Sardegna il differenziale negativo, è talmente specifico di tutto il sistema Italia che è questo il problema, uno dei problemi dell'Italia. Quindi la questione previdenza è una questione
cantonali. Poi ci dicono, ma quanto spende l'Enel, l'ENI, eccetera, eccetera, cioè quelle che si chiamano le industrie pubbliche nazionali in Sardegna. Abbiamo fatto due conti, ma è difficile regionalizzare questo dato. Perché? Perché non è che lo fanno in Sardegna perché glielo ordina lo Stato, lo fanno, ormai ragionano in termini di imprese private. Dovremmo ragionare per quale motivo allora la Danone non investe in Italia, investe in Francia, investe in Germania. Non so se sto rendendo l'idea. Quindi depurando l'entrata da alcune voci e andando a vedere l'uscita, portando l'entrata massima delle devoluzioni che ci spettano, noi andiamo a un residuo fiscale attivo di 398 milioni. È chiaro? Allora ti dicono, no, momento, ma tu hai conteggiato la difesa, perché l'Italia si conteggia la difesa europea o voi pensate che l'Italia sia difesa dall'esercito italiano? Perché l'Italia è difesa dall'esercito italiano. O è difesa dalla NATO, dal sistema europeo, no? Ancora, perché se la sicurezza è una funzione, diciamo, più che regionale, io la devo pagare, io mi carico il costo del corpo forestale regionale. Vi sto facendo gli esempi per dire che è sostenibile un ragionamento per dimostrare la sostenibilità finanziaria di una Sardegna diversa da quella che abbiamo di fronte. E poi c'è un altro dato. Mentre l'Italia è indebitata per il 120% del PIL, la Sardegna è indebitata per il 18% del versato, non del PIL. Cioè ci devolvono 6 miliardi, noi siamo indebitati per 2 e quindi abbiamo ancora margini di indebitamento per le nostre infrastrutture. O noi accettiamo di spiegare che possiamo cavarcela, o il ceto medio, quelli che non vivono di commercio, di scambio e di produzione, non ci segue, non ci dà il suo consenso e voterà, sapete chi? Dopo i tumulti, vota quello che gli garantisce l'ordine. Non vota per lo sviluppo, vota chi gli garantisce l'ordine. Questo succederà. Allora, io voglio capire... dice che cosa facciamo? Io sono del parere che la rivolta fiscale deve diventare rivolta politica, solo così viene ascoltata. Io sto per proporre in Consiglio regionale insieme a tutto il mio gruppo, ve li ricordo i nomi perché così non dite più solo politici, ce ne sono alcuni che non fanno alcune cose. C'è l'onorevole Planeta che è di Sassari che è qua, c'è l'onorevole Giacomo San, c'è l'onorevole Paolo Dessì e c'è l'onorevole Cristian Solinas che è il giovane assessore dei trasporti che qualcosa ha fatto. Noi che cosa vogliamo fare? Insomma, il governo nazionale ha impugnato tutte le leggi del Consiglio regionale, tutte le ha impugnate di fronte alla Corte Costituzionale. Nella Corte Costituzionale non c'è un membro delle regioni, non ce n'è uno! E tutte le sentenze della Corte sono unitariste, tutte, non c'è santo in questa fase. Allora è chiaro che si deve schierare il Consiglio regionale a dire, fateci capire se siamo nello stesso Stato. Fatecelo capire. È una cosa di questa. Allora dentro a questo noi mettiamo Equitalia, perché se non lo mettiamo dentro un disegno politico, Equitalia diventa un problema di avvocati, di giudici, di carabinieri. Se lo mettiamo dentro un discorso politico, diventa un problema nazionale. Cioè se la Sardegna che dice ci siamo rotti le scatole e andiamo avanti da soli, allora il discorso cambia, perché Napolitano si è spaventato quando ha capito che era una contestazione dello Stato. Poi i debiti si devono pagare, nessuno dice che non si devono pagare. Ma i debiti si pagano non uccidendo chi deve rientrare da un debito, se no perdi tutto, senza l'usura. Ma se l'usura serve per far quadrare i conti dello Stato, perché dentro il bilancio dello Stato ci sono iscritti i miliardi di Equitalia. Se loro dicono l'isconto del 50%, il debito pubblico aumenta proporzionalmente. Ecco perché non li toccano. Ecco perché non li toccano. Io sono convinto, tra l'altro, che c'è un problema centrale. Il manifatturiero in Sardegna, che è il problema che abbiamo, può ripartire, ma a una condizione, che il grado di tassazione che ha
non sia talmente insostenibile che ormai rende impossibile una produzione. È impossibile. Ma questo è un ragionamento che non può essere affidato agli autotrasportatori, o diventa un ragionamento politico, nazionale, in cui ci uniamo e diciamo boh, oppure espone gli autotrasportatori, espone gli altri che vengono comunque lasciati andare avanti, fate la manifestazione, bloccate le strade, ottenete un po' di rinvio, ottenete una bugia che viene pubblicata sui giornali, vi disperdono, poi ne arrestano 4 o 5 ed è così, e ne arrestano, i quali si trovano perché non lo sa. Ecco, ma dico, dopodiché però, siccome la gente non pensiamo che il popolo sia generoso, il popolo non è generoso, il popolo è attento ma non è generoso, non è che va dietro gli eroi sono sempre celebrati post mortem, e noi dobbiamo costruire una regione che non ha bisogno di eroi, però che ha un popolo organizzato. Io sono d'accordo con quello che dici, bisogna organizzarsi, ma allora da cose come questa bisogna tirare fuori una proposta politica che metta in discussione l'appartenenza allo Stato pacificamente. Su quale base? Sulla base della rivolta fiscale. Basta. Che si traduce in una volontà di separazione. Bisogna porre il problema. Allora democraticamente siamo forti. Diversamente noi stiamo preparando una generazione di eroi, ribelli e vittime, e lo Stato si sta già apparecchiando a farne carne da macello, badate. Si sta già apparecchiando. Io la vedo così. Penso che riunioni come questa servano, se ci spieghiamo, se facciamo un'alleanza col ceto medio, con quelli che escono, che sono i pensionati, perché guardano con sospetto chi dice la Costituzione italiana non è dogma. Come? La Costituzione italiana è vecchia, non funziona! Non funziona! Ma bisogna spiegarsi pacificamente. Noi siamo a disposizione per continuare a farlo. Troviamone altre occasioni e organizziamoci, non nei movimenti, in una soluzione politica. Cioè, se i movimenti si organizzano e fanno sintesi, attenzione ai leader, perché i movimenti non si organizzano perché hanno dei leader che dicono ci organizziamo a patto che comandi io. Bisogna togliere il leaderismo, togliete il leaderismo e costruiamo il senso di squadra. Diamo una possibilità. Non personalizziamo, non ci sono elezioni per il Premier, non ci sono elezioni per il Presidente della Giunta, cioè le cose che contano non ci sono in campo adesso, è un'occasione d'oro per mettersi insieme, perché poi capisco che sulla competizione regionale noi diciamo ma tocca a me piuttosto che a te, niente da dire, ma ora non è il momento, proviamo, io non vedo via di uscita se non questo. Grazie. Saluzzi è l'ultimo. Michele. Grazie. Io ho aperto e io chiudo in questa maniera. Vuol dire che questi lavori di questa riunione, di questo convegno, chiamiamolo come volete, di questo incontro, li abbiamo chiusi in questa maniera. Siamo partiti da cose tecniche perché, come diceva Maninchedda, la realtà è inutile aggredirla, la realtà va esplorata piano piano e poi va aperta, la realtà si è aperta. Abbiamo consentito, noi sapevamo che questo convegno, partendo così in maniera paludata, come è stato detto, ma siamo in una palude, non pensiamo che siamo in un mare aperto o in fiumi che scorrono, siamo in una palude, nella palude in cui c'è la politica, nella palude in cui c'è lo Stato che implode, Stato che muore dentro, questo l'abbiamo detto, è emerso. Uno Stato che deve ricorrere alle forme, alle modalità che ricorre per sopprimere i produttori, è uno Stato che sta morendo. E questo è. Però dalla palude si può uscire, ecco, se c'è un popolo vivo, e il popolo vivo c'è, lo abbiamo dimostrato. E se c'è un orizzonte che è quello della politica, ecco, la politica noi crediamo che sia lo strumento, la forza attraverso la quale i cittadini, tutti i cittadini, dai produttori, dai tecnici,
da coloro che esercitano forme di rappresentanza istituzionale. Ecco, c'è bisogno di tutti, questa è la politica. E certamente poi dentro questa nuova civiltà che noi dobbiamo costruire, perché noi stiamo costruendo una nuova civiltà, noi stiamo costruendo, che di Stato abbiamo bisogno, ma di un nuovo Stato, di uno Stato che nasca da qui, dalla gente, tra la gente. Noi stiamo prefigurando forme di statualità nuove. Ecco, questo è il senso che noi dobbiamo dare a riunioni come queste. E allora in questo nuovo Stato ci dovremo stare tutti. In quello attuale, che è quasi morto, noi ci siamo stati per forza e forse non ci saremo più, ma perché non ci sarà neanche più lo Stato. Questa è la verità che è emersa. Quindi, come dire, io vi ringrazio tutti, perché è stata una riunione importante, una riunione costruttiva, una riunione dove chi doveva ascoltare ha anche ascoltato, chi doveva parlare ha anche parlato, e la vostra attenzione, la vostra partecipazione è stata, come dire, significativa. Quindi se dovesse capitare ci potremo incontrare in altre occasioni e in altre circostanze, perché crediamo che insomma non finisca qui, siamo appena agli inizi. Quindi grazie, buona giornata.